Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Tra l'altro non so perché, ma i livelli del microfono sono sfasati. Non ho idea del motivo, ma facciamo che va bene così. Ok, cioè l'uscita del microfono è quella giusta, però non so perché mi va il volume parecchio in alto. Non ho cambiato assolutamente niente nei settaggi, però va bene. Comunque, eccoci qua in questo nuovo video. Questo video è una sorta di continuo di quello che avevo pubblicato qualche giorno fa. Tra l'altro accendo anche la luce, che sono un po' buio. Non che sia cambiato più di tanto, però vabbè. È una sorta di continuo di quello che avevo pubblicato qualche giorno fa. Per chi l'avesse visto, sa che nel finale stavo per dire una cosa che poi non ho più detto, perché ho detto me la tengo per un video vero e proprio, ci faccio un video vero e proprio intorno. E siamo arrivati al fatidico giorno. Io adesso non so nemmeno come intitolare il video, perché è un'idea banalmente semplice, ma per me un po' contorta da spiegare. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, credo, Contini, Gianluca Contini, ex capocannoniere del Cagliari Primavera, se non mi sbaglio di 2 o 3 anni fa, ha deciso di rescindere il contratto, ovviamente in maniera consensuale al Cagliari, e quindi non è più un giocatore di nostra proprietà. Giusto per far capire quanto il Cagliari effettivamente valorizzi i propri giocatori. Complimenti. Ma tralasciando questo, io mi sono arrovellato per molto tempo per cercare di capire se esistesse un modo che poteva avere il Cagliari per valorizzare i giovani. Perché secondo me noi ci siamo persi tanti ottimi talenti. Biancu, De Sogus, che è andato al Cittadella, ma volendo lo potremmo ricomprare. Secondo me è un giocatore fenomenale. Quando l'ho visto Vinci Guerra a me non mi è sembrato male, e penso bisognerà aspettare per vederlo in campo, però secondo me è un giocatore con un ottimo potenziale. Idrissi, eh, Veroli, speriamo di vederlo quest'anno. Ce ne sono veramente tanti. I Bruno Conti Junior, Bruno Conti Junior, assolutamente, anche lui era destinato secondo me a scrivere un'altra pagina di storia del Cagliari, e invece la presidenza ha deciso di mandare questo piano a monte. Comunque, senza fare tutta la sfilza di nomi, Ladinetti, Gaiano, anche Gaiano mi piaceva. Comunque, ce ne stanno tanti, e sono tutti accomunati dal fatto che bene o male a Cagliari e con il Cagliari non abbiano espresso il loro reale valore. Perché secondo me anche messi in hanno fatto in modo e in maniera di non essere valorizzati. Forse qualcuno di voi avrà già capito dove voglio andare a parare. Con il fatto che l'Olbia è retrocesso, noi paradossalmente non abbiamo più nessun appoggio in Serie C, che è il campionato che abbiamo sfruttato più di tutti per mandare giocatori in prestito, per cercare di valorizzarli. L'Olbia praticamente è un Cagliari 2.0, e a questo punto io penso e dico, ma a questo punto, ma non conviene creare un Cagliari Under 23 e iscriverlo al campionato di Serie C? Non è la mossa più logica? Mi spiego meglio, o provo a spiegarmi meglio. Per come la vedo io, la situazione Cagliari-Olbia a livello di giocatori mandati in prestito è svilente tanto per noi quanto per loro. È una situazione imbarazzante
per come la vedo io, perché ci ritroviamo noi a mandare giocatori in prestito in una squadra che non ha praticamente mai lottato per obiettivi importanti in Serie C. E l'Olbia, per l'Olbia è altrettanto svilente, perché si vede diventare come uno sgabuzzino di una squadra di Serie A. E non è giusto, perché non è giusto. Non è così che funziona. E visto che io sono assolutamente pro alla tradizione delle squadre, al blasone delle squadre, sebbene non abbiano manco mai partecipato a campionati di Serie B o di Serie A, ma a me non importa, perché dietro quelle squadre ci sono dei tifosi, e quei tifosi non vogliono vedere la loro società, la loro squadra ridicolizzata e diventare uno sgabuzzino per giocatori che il Cagliari non può sfruttare. È svilente. Io premetto, sono assolutamente contro le squadre under 23. Secondo me non hanno il minimo criterio di esistere, tolgono spazio a società importanti, a società con tanti tifosi dietro. Sicuramente hanno i loro lati positivi, perché provano a sviluppare giocatori migliori, provano a creare una rete, un tessuto giovanile, specialmente in questo movimento di calcio italiano che sta un po' deludendo le aspettative, che è qualcosa di importante. Ma parlando a livello di gente che segue questo sport, io penso che le squadre under 23 siano la mazzata definitiva. Poi se gli danno nomi ridicoli tipo Juventus Next Gen o Milan Futuro, peggio me sento. Meno male che l'Atalanta ha fatto le cose fatte bene, l'ha chiamata Atalanta Under 23 e va benissimo. Perché questo potrebbe essere positivo per il Cagliari? Principalmente perché forse la problematica principale del Cagliari è stata anche quella di aver mandato giocatori in Serie C che magari non meritavano la Serie C, e di aver tenuto magari giocatori in primavera che in realtà la Serie C la meritavano. Io adesso non so, devo essere sincero, non sono espertissimo dell'argomento, quindi non voglio fare nemmeno il saccente, vi dico la mia idea, poi qualcuno più esperto mi potrà dire se effettivamente è così o meno. Se non erro, no, anzi sono abbastanza sicuro, con la squadra Under 23 ovviamente la primavera non è che viene cancellata, il Cagliari primavera continuerà ad esistere, e il Cagliari Under 23 ti dà la possibilità innanzitutto di avere molti più giocatori potenziali da essere registrati, e tenendo conto che gli Under 23 non hanno nemmeno bisogno di essere registrati, tu potenzialmente puoi avere una rosa molto più ampia, banalmente parlando di un pregio a livello numerico. L'altro pregio, secondo me, è che permetti a giocatori della primavera promettenti di potersi sviluppare in un ambiente che loro già conoscono, perché rimane sempre l'ambiente Cagliari, e di poterli sfruttare a quanto pare nel campionato su cui tu hai puntato di più, perché è innegabile che il Cagliari abbia puntato molto di più sulla Serie C che banalmente su una Serie B. È una cosa che secondo me non ha senso, ma facciamo finta che lo abbia. Tu così hai risolto tutti i tuoi problemi, puoi liberare l'Olbia, perché io se mi metto nei panni di un tifoso dell'Olbia mi roderebbe veramente tanto il culo, quindi liberi l'Olbia, fa quello che gli pare, e tu sostanzialmente hai una squadra che può giocare in Serie C o addirittura in Serie B, se ti dice bene. Sempre se non ci siamo noi in Serie B, ovviamente, perché le due squadre, la prima squadra e tra virgolette la seconda squadra, la squadra B, la squadra Under 23, non potranno mai disputare lo stesso identico campionato, come è ovvio che sia. E credo non possano nemmeno partecipare alla stessa competizione nazionale, nel senso non credo che possano giocare le partite di Coppa Italia, le squadre Under 23. E un grande
però che secondo me l'ha dimostrato il tempo è stata per esempio la Juventus, che credo per 2 anni di fila abbia comunque centrato l'obiettivo dei playoff. Correggetemi se sbaglio. Tra l'altro quest'anno uscendo contro la Carrarese, squadra che poi quei playoff li avrebbe vinti, e da lì sono usciti fuori Sule, Barrenechea, il Diz, che comunque sono giocatori che, diciamo, bene o male qualcosa hanno dimostrato. E secondo me lo hanno dimostrato ancora di più perché sono stati messi in un contesto giusto e sono stati messi, hanno fatto in modo, in maniera di essere valorizzati, cosa che secondo me con i giocatori che abbiamo mandato noi non è stato mai fatto, mai, perché l'Olbia è sempre stato visto come un parcheggio sostanzialmente, e c'è un ragionamento profondamente sbagliato, profondamente, e secondo me questo ha influito anche sulle teste dei giocatori. Per questo io punterei a rifare tutto da capo, a riazzerare tutto quello che è successo e a creare una squadra under 23 da mettere in Serie C per costruirci noi i nostri campioni, senza andare appresso per forza ai vari Oristagno, ai vari Gaetano, a chi che sia. Non abbiamo bisogno dei giovani degli altri, noi i giovani ce li costruiamo in casa. Tutti vogliono un ecosistema che funzioni, no? Tutti vogliono una squadra indipendente. L'Ajax, tralasciando che quest'anno ha vissuto uno dei momenti di crisi più grandi della sua storia, se non il più grande, ma l'Ajax sono 80 anni che campa praticamente senza fare mercato. Sì, qualche 15 milioni, 20 milioni lo spende, ma la matrice dell'Ajax è la sua cantera. È la sua cantera. L'Ajax i colpi li fa in prospettiva. Li fa in prospettiva. E se non mi sbaglio, mo vado a controllare un attimo, la squadra B dell'Ajax, perché in Olanda c'è il discorso delle squadre B, non sta nemmeno nella Serie B. Credo. No, detto una cazzata, sì, sta nella Serie B, ok. Per farvi capire, io sono assolutamente contro, ripeto, perché secondo me è un gesto brutto nei confronti di tifosi, di squadre che comunque hanno un seguito, che si vedono rubati il posto da squadre di ragazzini solo di un campionato più grande. Secondo me è una cosa insensata, perché è un po' come di il pallone è mio e le regole le scelgo io. Non funziona propriamente così, specialmente nell'ambito sportivo in cui girano i soldi. Però è così che funziona, quindi se devo farmi andare bene questa cosa, a questo punto conviene sfruttarla. E noi non stiamo facendo neanche questo. Io non riesco a capire perché anche tra noi tifosi c'è tutto questo, chiamiamolo, astio nei confronti dei giovani. Cioè riesco sempre di più a constatare, sebbene molti dicano il contrario, che in Italia e nel mondo Cagliari ancora di più, un giovane può permettersi il lusso di giocare solo se praticamente è un Mbappé o un Barella o un giocatore affine o un Bellingham. Ecco, se tu hai 18 anni e non hai queste caratteristiche, secondo la mentalità del tifoso medio, in questo caso del Cagliari, ma vedo anche di altre squadre, tu non puoi giocare in prima squadra. Questo ragionamento assomiglia a quelle offerte di lavoro in cui ti dicono si richiede esperienza pregressa, ma nessuno l'esperienza pregressa te la fa fare. Come fai a fare l'esperienza pregressa se tu non mi dai modo di farla fare? Ergo, come fai a capire se un giovane è in grado di giocare in Serie A se non ci gioca in Serie A, se non ci ha mai giocato e se non gli dai modo di giocare in Serie A?
Non puoi sempre solo fargli fare gavetta. Ci posso anche stare a mandarlo in prestito in Serie C, in Serie B. In questo caso tollero molto ma molto di più il fatto di mandarlo in Serie C però con la tua squadra a giocare sempre per il Cagliari. Lo capisco, lo comprendo e lo accetto. Ma dopo io voglio vedere il passo in avanti. E attenzione, ci tengo a ribadire questa cosa, il passo in avanti non significa diventare titolare nella prima squadra. Attenzione, non significa questo. Significa che stiamo vincendo 3-0 e manca un quarto d'ora. Entri dentro, voglio incominciare a capire di che pasta sei fatto, cosa mi puoi dare, cosa non mi puoi dare. Stiamo sotto 2-1, prova a metterti in campo. Voglio vedere come te la cavi in situazioni in cui hai la testa pesante, in cui fai fatica a ragionare, in cui bisogna riacciuffare il risultato. Voglio vedere come te la cavi in diversi contesti, in Serie A. E io lì posso incominciare a giudicarti e a capire se puoi o meno giocare in Serie A. Ma non può essere tutto fatto a scatola chiusa. Perché non è un vero giudizio. Ma se un giovane è bravo si vede. Ne sono convinto, ne sono fermamente convinto, ma non è la regola assoluta, eh. Non funziona così. I giovani te li devi saper costruire. Regà, su Messi ci hanno investito tanto. Sicuramente perché aveva anche del talento. È ovvio, stiamo a parlare di Messi, ma il Barcellona ci ha investito. E il Como no. Mo il Como se sta a rifà, ma il Como non ci ha investito. Io sto ancora rosicando per dirvi di due giocatori, anzi 2 o 3 giocatori che secondo me adesso, avrebbero fatto il fuoco. Avrebbero fatto il fuoco. Uno è Han, l'altro è Despotov e l'altro è Tramoni. Però non Matteo non mi è mai piaciuto più di Lisandro. Sono 3 giocatori che sono eccezionali. Carboni, secondo me, era un buon giocatore che però abbiamo visto in Serie A non è riuscito a fare mai quel passo in più, ha sempre subito l'effetto Murru, diciamo. E in quel caso si è deciso, secondo me, in maniera più che giusta e legittima, di cederlo. Però l'hai fatto a ragion veduta, l'hai fatto perché tu in Serie A lo hai fatto giocare. Hai visto che più di tanto non ti poteva dare e hai deciso, ok, lo cedo. Ma per Contini? Ma per Palomba? Ma per Cusumano? Ma per De Sogus? Ma per Cavuoti? Ma per Biancu? Nulla di tutto questo ha senso. Ragazzi, l'anno che rischiavamo di andare in Europa, il 2019, la stagione 2019-2020, ragazzo ha fatto una stagione impressionante che non aveva praticamente manco mai fatto in Serie C. È riuscito a rendere di più in Serie A piuttosto che in Serie C. Se uno è bravo, non è detto che pure in Serie C riesce a rendere tanto. Non è detto, perché si ritrova in un livello più basso e tende ad appianare le sue qualità, si adegua a quella che è la situazione e non va oltre. In quel caso la Serie C non funge da trampolino di lancio, ma funge da collo di bottiglia, va a castrare quelle che sono le potenzialità del giocatore. E noi invece vogliamo il completo opposto. Noi vogliamo giocatori che crescano, migliorino e che diventino un nostro patrimonio. Perché io sogno un Cagliari che da ora in poi diventa una caterba di talenti da far giocare in prima squadra, far diventare dei grandi giocatori e poi essere rivenduti. Piccoli, scuola Atalanta, Zortea, scuola Atalanta. Giusto per fare un esempio.
per farvi capire. Ruggeri, scuola Atalanta. Chiesa, scuola fiorentina. Bernardeschi, che io ritengo essere un ottimo giocatore, e uno come Bernardeschi a noi ci servirebbe come l'aria, scuola fiorentina. Dobbiamo farli crescere. E vi ho nominato Fiorentina e Atalanta. Secondo me sono due dei migliori settori giovanili che abbiamo. Un altro è il Sassuolo. Un altro è stato la Roma. La Roma si è fatto sfuggire, facendo quelle stesse identiche cose che abbiamo fatte noi, un numero esorbitante di talenti, più o meno forti, che però su cui avrebbe potuto capitalizzare molto, ma molto di più. Politano, ragazzi, a scuola Roma. Frattesi a scuola Roma. Di cosa stiamo parlando? Non si sa quanti giocatori so ex Roma, ma voi non avete idea di quanti. Voi veramente non ne avete idea. Ce ne sono una marea. La Roma adesso, fortunatamente per loro, hanno Bove su cui stanno puntando. Hanno Zaleschi che però è in uscita. La Roma è riuscita a vendere non mi ricordo come si chiama, ve lo vado a cercare, un giocatore all'Ajax per non si sa quante milioni, senza che praticamente avesse giocato. Benjamin Tahirovic. L'hanno ceduto per 7 milioni. 7 milioni. E Tahirovic con la Roma credo abbia giocato sì e no 2 partite. Poi va Baldanzi. Per curiosità, Tahirovic. No, non voglio andare alla Roma. Voglio vedere Tahirovic. Rendimento per stagione. No, per... Posso vedere per club. Rendimento Roma. Con la Roma prima squadra ha giocato 13 partite. 13 partite. Cioè, e ce ne stanno 2-3 con solo un minuto. Cioè, solo un minuto giocato. A livello di minuti, quante ce lo dice? Quanti? 352 minuti. 90, 180, 270, 360. Cioè, ha giocato meno di 4 partite, praticamente, a livello di minutaggio. Sono riusciti a venderlo a 7 milioni e mezzo, giocando meno di 4 partite all'Ajax, che forse l'Ajax qualcosa dei talenti ne sa a occhio e croce. Invece noi siamo così furbi che i nostri non li valorizziamo e li regaliamo così. Ma non conviene sfruttarli noi? Boh, vabbè. Quindi vi ripeto, in conclusione, l'idea che io propongo è quella di costruire una squadra B, un Cagliari Under 23, da piazzare in Serie C. Tra l'altro l'andremo a piazzare poi nel girone più difficile, secondo me, della Serie C, che è il girone C, per metterci tutti quei giocatori che sono troppo per la primavera e forse troppo poco per la prima squadra. Gli facciamo fare una stagione lì e poi li testiamo sul campo per la prima squadra, perché secondo me è imbarazzante la gestione che abbiamo dei giovani e va necessariamente cambiata, necessariamente, perché ne vade proprio il bene della ne va della salute ne va la salute economica del Cagliari. Non c'è troppo da girarci intorno, è così. Comunque,
Detto questo ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!